Si scia ancora a Cortina fino al 12 sulle piste di Tofana Ravalles, fino al 3 maggio su quelle del Faloria. Sono le ultime occasioni di una stagione carica di aspettative dopo quella disastrosa dell'inverno dei record per la troppa neve che ha messo in difficoltà tutte le località. Luci e ombre per questa stagione che soprattutto per le zone pedemontane, quindi penso al Nevegale e a Croce d'Aune, che hanno faticato a partire ma poi hanno garantito anche agli sciatori delle loro zone almeno il periodo natalizio e anche le settimane successive. Dopodiché il caldo ha un po' condizionato queste zone. Le zone alte invece una volta partiti hanno lavorato tranquillamente. Quest'anno, contrariamente, la stagione è stata un po' compromessa dalla scarsità di neve. E così, se la stagione è partita a rilento per l'assenza di neve, è ripartita alla grande a febbraio, bene anche marzo. Una ripresa verso fine marzo con aprile e la Pasqua che ha un po' rimesso i conti a posto. Stagione lunga che a Pasqua ha regalato agli appassionati piste migliori che a Natale. Sì, però le società impianti vanno a braccetto con quello che è il sistema ricettivo, gli alberghi sono chiusi, alcuni sono chiusi, hanno chiuso ancora in anticipo già da metà marzo, quindi avere le piste perfette, gli impianti funzionanti senza i posti letto e soprattutto turisti nelle strutture ricettive è un sistema che non può reggere, non può stare in piedi. Insomma, è l'invito a quanti si occupano di accoglienza a fare più squadra, perché senza sci non c'è futuro per la montagna. A Sant'Ambrogio senza neve abbiamo visto proprio una flessione significativa di arrivi e presenze sul nostro territorio.